E adesso, da coltivatori di varie cose, pensa una volta che era per fierisare, dopo che ho messo un stare per levare tori e vedei, e adesso c'è Grera! Una provocazione, forse un'accusa, ma soprattutto un passaggio di trebbie, vendemmie e galzeghe. Il nuovo spettacolo di Dario Carturan che giovedì sera sarà di scena al Perché di Roncade. Un viaggio nella ruralità del nostro Veneto, dove la differenza di campanili la si sentiva già dalle parole. Ognuno ha i suoi termini, ha il suo modo di parlare, il suo modo di pensare, di mangiare, di abitudini, ma anche no, perché poi alla fine, se mettiamo come denominatore comune il vivere contadino dei nostri padri, tutto si unisce e diventa un tutt'uno. E sono quelle radici comuni che Carturan indaga, scavando nei ricordi, evocando le fatiche quotidiane tra Campi e Sedese. Riti che scandivano non solo il tempo e le stagioni, ma la vita di intere generazioni. Perché se le botte da mettere a posto perché le perdea, che se da avarle, vai, togli l'acqua calda, pianta di soda, porta che le foglie perso, dai, tacca sguardatare insieme alla scala, dai, senti, dai, come che agripola. Insomma, bisogna pulire questi recipienti, questi tini, questi nasi, pronti per ricevere il vino nuovo, il vino di appicciatura. Quotidianità di ieri, oggi quasi dimenticata, stando alla curiosità degli spettatori. C'è curiosità nell'apprendere. Io mi accorgo e normalmente faccio degli interventi in maniera da agevolare questa curiosità anche per persone che non hanno mai fatto parte della civiltà contadina o della ruralità. Ecco che allora uno spettacolo come questo diventa anche un momento di apprendimento, una lezione, dove però il palco non è una cattedra e l'attore non è un professore, ma sono semplicemente mezzi di comunicazione di un sapere antico, fondamenta del nostro presente. Perché conclude Carturan, dove vogliamo andare se non sappiamo da dove veniamo? La sapienza dei nostri vecchi, degli anziani, di quelli che hanno fatto la storia di un territorio, dovrebbero essere ascoltati come dei docenti, portati nelle scuole a esprimere il loro passato, la loro esperienza di vita con i loro racconti, perché sono un libro aperto da cui apprendere saggezze.